Oggi abbiamo 860 nuovi positivi, quindi diciamo che insomma noi viaggiamo sempre dai 600-800 giornaliere. L'occupazione dei reparti è un'occupazione pressoché stabile, +1 -1, siamo a 51 per quanto riguarda le terapie intensive, 220 per quanto riguarda l'area non critica, quindi i numeri sono abbastanza stabili. A ridosso dell'apertura delle scuole e al riavvio di tutte le attività, la Regione concentra gli sforzi. Dopo il calo delle vaccinazioni dovuto alle vacanze, nei centri vaccinali si torna a salire con i numeri della profilassi. Se la Sicilia è entrata in fascia gialla, quali sono i dati del Veneto comunicati dalla cabina di regia? Abbiamo un RT a 0,87, quindi sotto l'1, che sappiamo è un valore insomma, preso in considerazione, e 87 su 100.000 casi. Le terapie intensive sono il 5%, ricordiamoci che il limite per passare all'altra fascia, quindi alla fascia gialla, è il 10%, e l'area non critica il 3%, e il limite è il 15%. Quindi io direi dei dati tutto sommato buoni, ma però che ci devono ancora mantenere attenzione e senso di responsabilità e non abbassare la guardia assolutamente. Il focus della regione è rivolto in particolare sulle case di riposo, dopo i casi di Cartigliano nel Bassanese e Mezzana nel Veronese, dove ci sono ospiti e operatori positivi, tra questi anche non vaccinati. Nessun ricovero al momento di persone provenienti da case di riposo, ma massima è l'azione di prevenzione. In questo momento noi stiamo eseguendo i tamponi antigenici rapidi di terza generazione, quelli previsti nelle varie circolari, e nel caso specifico poi la conferma avviene con il molecolare. Infatti nella casa di riposo di Cartigliano, dopo lo screening che noi facciamo, ricordiamo, abbiamo sempre continuato a farlo periodicamente, quindi per gli ospiti e per gli operatori, abbiamo fatto tutti i tamponi molecolari per avere la conferma.